Abbiamo di tutto e di più. Abbiamo zucche, castagne, figo d'India, cavolfiori, broccoletti, di tutto e di più. Mele locali, mele gialle, mele rosse, figo d'India, melograno, prugne, un po' di tutto, anche la cicoria selvatica c'è. Ci trovate qua a Cesarò per la saga del suino nero dei Nebrodi, va bene? Vi aspettiamo in tanti. Un bel suino nero dei Nebrodi da farvi assaggiare. Capocollo di suino nero dei Nebrodi, la pancetta che è particolare, abbiamo sia quella tesa che quella arrotolata che sarebbe questa di qua. E questa per fare carbonara, matriciana, possiamo fare di tutto. Per la provola dei Nebrodi questa non può mancare. Questa è una provola affumicata, la facciamo particolare e cerata. Qui a Cesarò vi aspetta anche buon cibo, buona frutta locale, noci, mele, fichidinhe locali, melograni, prugne locali, broccoli e cavolfiore e anche i legumi. Vi presento i nostri prodotti. Questa, se vedete, è la tuma in carrozza, come la faceva la nonna una volta, la tuma impanata, la famosa tuma impanata. Più tardino vogliamo fare pure la ricotta fritta con le uova. È un maiale ricco di grasso che fa bene al colesterolo. Stiamo tagliando a fette il salame fresco. È un'azienda che va avanti da 3 generazioni. Prima mio nonno, poi mio padre, adesso la conduco io. Le cosce del maiale, sul fuoco, originali e genuini. Il DNA contiene dei grassi insaturi e polinsaturi. Vi aspettiamo alla sagra di Cesarò. Salsiccia di suino nero e un po' di coste di maiale. Per un buon panino, vero? Certo! Abbiamo una porchetta, Questi sono dei nostri, produzione propria. Salame, porchetta, pancetta, capocollo. Abbiamo anche le nostre pancette, queste qui sono fenomenali. Venite a provare alla sagra del suino nero dei Nebrodi. La porchetta di maialino nero con i vari aromi fra funghi porcini e tutto il resto, le pappardelle con funghi porcini e i maccheroni con il ragù di suino nero. Prodotti a chilometro zero, si può dire. Cosa stai gustando? Pappardelle, funghi e porchetta. Da dove arrivi? Da Buccheri. Aspettiamo tantissimi a Cesarò sia per la sagra e anche tutto l'anno, dove gusterete tante altre prelibatezze che offre il nostro territorio. Sono col sugo di suino nero. Abbiamo tagliatelle di porcini, abbiamo i maccheroni col sugo di suino nero e la carne. Guardate cosa vi aspetta. La porchetta fresca, la tagliamo al momento, la grigliamo e arriva direttamente da voi insieme al pane, va bene? Abbiamo le nostre tagliatelle col fungo porcino dei Nebrodi, i nostri maccheroni col suino nero, direttamente nella maita. Porcino dei Nebrodi, ci siamo. Il punto di forza di questo evento sono i miei commercianti, che ringrazio tantissimo, perché sono proprio loro, sono i produttori locali che la spingono. Il 15 e il 16 di novembre vi aspettiamo tutti.